Per cui vi prego di prendere un attimo posto. Allora, il 7° Congresso Nazionale della FASI, considerato che la Federazione ha aderito e concesso il patrocinio al Comitato Promotore dell'istanza all'UNESCO volta a far riconoscere patrimonio dell'umanità i monumenti della civiltà nuragica, considerato che nell'ambito dei lavori del Congresso è stata presentata la mostra La Sardegna per l'UNESCO, considerato che il patrocinio è stato concesso anche all'iniziativa CESIM denominata Arche e Architettura nella preistoria della Sardegna, le Domus Deianas, presentata con conferenza e video anch'essa nell'ambito dei lavori del Congresso, impegna le associazioni a organizzare l'allestimento della mostra suddetta sulla civiltà nuragica, nonché la proiezione del video sulle Domus Deianas presso le sedi espositive in uso ai circoli e a valorizzare con conferenze collegate il grandioso patrimonio archeologico sardo. Questa è la mozione, la mettiamo ai voti. Chi è d'accordo alzi il cartellino. Va bene anche la mano alzata, accettiamo anche le mani. C'è qualcuno che si astiene, qualcuno contrario? Benissimo, questa mozione allora è stata accolta all'unanimità. Volevo dire che Genova c'ha un casino di quadri di tutti, che sono tutti nuraghi. Mi era stata chiesta l'altra volta, però poi non se n'è fatto niente. Se qualcuno vuole, sono dei, quanto saranno, 3 metri per Dei pannelli, ok. Saranno 20. Sono a disposizione del circolo questi, di chi li vuole? No, chi li vuole, Ok. li mettiamo a disposizione. Bene, mi comunicano dal Circolo Sardatellus di Genova che loro hanno a disposizione una mostra con pannelli grandi sui nuraghi, sulla civiltà nuragica. Questa mostra è a disposizione dei circoli che la volessero utilizzare, per cui chi è interessato può prendere tranquillamente contatto col Circolo di Genova per usufruire anche di questa opportunità. Allora, la mozione UNESCO è stata approvata. Altra mozione. Il 7° Congresso della FASI, nell'ottica di valorizzare la figura e l'opera del grande intellettuale sardo Manlio Brigaglia. Dunque, questa l'abbiamo già approvata stamane, però. La rileggo, certo. Impegna la Federazione a studiare le modalità per l'istruzione di una borsa di studio da assegnare a una tesi di laurea sull'opera pubblicistica di questo grande storico e giornalista, tesi da discutersi presso un'università non sarda sull'esempio di quello che è stato già fatto dalla FASI per Grazia Deledda, tenuto conto che il professor Brigaglia ha sempre espresso la necessità che le opere di studio sulla Sardegna venissero conosciute anche fuori dall'isola. Io questa non la metto neanche ai voti, ma la approvo per applauso perché credo che sia da approvare per acclamazione alla memoria di Brigaglia e anche per impegnare veramente la FASI in quest'opera. Grazie. Altra? Abbiamo un'altra mozione in arrivo, la stavano stampando, appena ce l'abbiamo passiamo all'approvazione anche di quella, in attesa che arrivino i risultati. Intanto c'è al Presidente del Congresso. Perfetto. Bene. Questi li mettiamo agli atti. Ah, ok.
Ok. Non c'è bisogno di rileggerla questa, ormai abbiamo già... Ok, grazie. Ecco, scusate, la mozione che era stata approvata stamattina, poi c'era stato l'intervento di Sandra Capuzzi, la Presidente di Pisa, che si era opposta su quel punto, chiedendo l'esclusione di quel punto. La mozione è stata rivista e corretta con l'eliminazione di quella parte che era stata sottolineata da Sandra, per cui a questo punto... Grazie. A questo punto la parte finale, la parte corretta della mozione suona così. La Fasi chiede di riconsiderare l'avvio di queste modifiche, di evitare l'introduzione di adempimenti gravosi verso il mondo delle associazioni basato sull'attività svolta a titolo personale, gratuito e volontario dai loro aderenti, di non qualificare in materia inappropriata la natura delle attività svolte dalle associazioni di promozione sociale, prive di finalità di lucro, di non attribuire ad esse la capacità di ostacolare la libera concorrenza nel mercato, di salvaguardare in tutte le sedi la funzione sociale delle associazioni, per cui quella parte dove si parlava di fasi transitorie è stata eliminata. Questo diventa documento definitivo da presentare alle istituzioni, alla Regione, alla parte politica, a tutti i nostri rappresentanti del Senato, della Camera, eccetera. Ecco. E anche questa la mettiamo agli atti. Ora facciamo il gioco del silenzio. Il primo che parla lo buttiamo fuori dall'aula. Va bene? Sì. Se c'è qualcuno che vuole intervenire ora dopo pranzo, se la sente. Ho visto qualcuno mangiare 3 porzioni di dolce. Non so. Io, se volete, ho l'armonica a bocca nello zaino, vi posso suonare un ballo sardo, non lo so. No, stavo scherzando. Non c'ho più. Da quando sono diventato nonno ho messo la testa a posto, non le faccio più queste cose. Io suono, ma voi cantate, e ora facciamo l'inno sardo. L'importante è che mi mandino in diretta, così almeno domani sono al telegiornale. Doveroso. Prossimo brano tra mezz'ora perché non c'ho più fiato. No. Barone Sattirania. Eh sì, è sempre lo stesso ritmo. Eh? Basta lì. Tonino Mulla, lanciati in un ballo sardo.
Chi la suona? Non la so, non la so. Qua su Torrau, non lo so fare. Allora, prendete i cellulari, mettete l'inno sardo, vai. Vai, preparatevi, dai, intanto ballano sardo. Gabriella, Gabriella, vieni a insegnarle. No? Dai, tutti col cellulare, forza. No. Pronti? No. Non si può cantare l'inno della Brigata Sassari? No. No? Noi siamo... Si può cantare o no? Sentiamo. Oh, forza. Pronti? China su fronte si tu pesa che spassende sa brigata da Teresa. Boom! E con sa mano sinna sa mezzo gioventù di Sardegna. Siamo si stiga de guda antica gente, cassi nemico prima e anta su coro. Bobo, forza, bobo, forza. Allora? Ma non lo sappiamo. È nostra e si insegna, pro sonore dell'Italia e de Sardegna. Da sta trincea vinasa sa Croazia, so statarino, sanissi scritto si storia. Bobo, seguimos custolmina, onorende cuderenza da Tarina. Ruiu su coro e s'anima che lizzu, custos colores, a donna tassi starde. Bobo, e forte che nuraghe, s'attenta promante ne savaghe. Sa vita nostra non la paga dinare, aio, dimonus, avanti, forza varis, bravi! Metti.
Creativo. Mi sembra di essere tornato al film Berlinguer Ti voglio bene, quando c'è il dibattito alla Casa del Popolo, quando dicono basta col ricreativo, si torna al culturale. Ecco. Allora abbiamo un'altra mozione da mettere in approvazione. Allora, il 5 gennaio 2021 è stata pubblicata dalla Sogin SPA la Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee ad accogliere il deposito nazionale per rifiuti radioattivi. Su 67 siti potenzialmente idonei, ben 14 si trovano in Sardegna, distribuiti in larga parte tra Marmilla e Trecenta. A noi barbaricini questa X non ci riesce mai di dirla al modo giusto. Con la presente mozione la FASI esprime la sua ferma contrarietà a qualunque ipotesi di realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi sul territorio della Regione Sardegna, per le motivazioni che seguono. Il popolo sardo si è chiaramente opposto al nucleare in occasione del referendum del 2011. Il territorio sardo è già gravato in misura sproporzionata da pesi e oneri riconducibili al preminente interesse nazionale, sia in termini di servitù militare, sia di aree destinate allo sviluppo industriale, rivelatosi fallimentare, che hanno lasciato in eredità altissimi tassi di inquinamento. I siti individuati sono ricchi di beni archeologici, popolati da specie protette, confinanti con parchi naturali e quindi inidonei ad accogliere il deposito. La presente mozione verrà trasmessa in copia alla Sogin SPA al fine di rendere manifesta la posizione della FASI. Chiedo la messa in approvazione di questa mozione. Chi è d'accordo alzi la mano. È colpa nostra perché i giovani che hanno letto questa mozione li abbiamo fatto parlare oggi per ultimi. Scusate. Perché ieri erano impegnati con i loro lavori. Comunque, vabbè, non è il momento di smettersi a fare polemiche. La mozione mi sembra approvata, per cui siamo tutti... Certo. Sì. Lo so. Se arrivano i voti, se no io lascio la presidenza a qualcun altro, non ci sono problemi. Te fammi un fischio. La valigia ce l'ho di là, ora me la porto qui. Questa è la mozione da mettere agli atti. Mi vado a recuperare la valigia ad averla sotto mano perché poi bisogna correre qua, ragazzi, se no no. Ma guarda che noi abbiamo finito con il revisore adesso, abbiamo messo poco, ti ricordi? Però hanno qua. Il problema è che noi abbiamo la metro alle 4:20, se no perdiamo il treno. Sono le 5:53, le 4, No, le le 10 praticamente. No, le 15:53 sono le 4. Sì, sì.
Abbiate pazienza, Michele. Sta vita. Da molto quindi lo conosci a Bastiano. Con Bastiano e con Vanna ci siamo conosciuti, guarda, quando ci fu la mostra di Nivola a Milano, per cui ti parlo fine anni 90. Ci siamo conosciuti allora. Qua vedi. Posso cantare un'altra canzone? Eia! Dio ti salve Maria, andiamo. Ah? Io almeno Che tu la c'è tutto, andiamo? Ma cantava in una? No, Ma su cosa? Sì, dai, andiamo. Perché devono usare delle lezioni, non che devono Ho capito, ma... Andiamo. A grande richiesta cantiamo Deus te salve o Maria. No? gli eletti. Aspettiamo. Siamo... Dai. Allora, attenzione, chi volete come eletto per procedere la mia Ciao, grande. Quarto d'ora penso che li avremo. allora mi parte il treno. Ah, fai fretta. Francesco, ma state andando via? Perché vengo via anch'io. Qui è tutto chiuso l'altro, vero? Allora, qua le mozioni sono state approvate tutte, ti ho messo tutto dentro la cartella, Grazie. compresi gli interventi originali che mi ha dato il Pulino, Ah, perfetto. ce l'aveva tutti D'accordo. lui nella Ok, documentazione. ok. Ma che punto? Mancheranno un 25. Mi fanno cantare, io devo fare. No, dai, lasciamo fare. 25-30 schede delle Dai, Presidente, dica qualcosa. Posso cantare? Sì. Vabbè, Oh, dai, perché lascia. Vai. Il Presidente ha detto di sì. Canta E Sondira. mancheranno 20-25 schede dell'esecutivo. Sì, ma se Pronti? andavamo via stasera alle 10. Deus ti salve o Maria, Le ragazze in un attimo. chi ses de grazia plena, Ancora finire. de grazia se sai bene, Subito che non. in sa currente, sus Deus onnipotente, cum tegus esti statum, progida preservatum, immaculata, Non era possibile farlo. benedicta e laudata, subra totus gloriosa, Ci siamo messi lì. mamma vizza e sposa de su Signore, benedictus es su fiore e frutto de su sinu, Gesù, flore divino. Per le offerte sta passando. Bravo! Prega Davidu nostrum, pro nobis peccadores. Se n'è andato il testo, aspetta. Chido tus errores, no perdoned. Ehi, sa grazia nos donet, in vida e in sa morte, esa di
beneficiosa sorte Non ancora, stiamo in aspettando. paradiso. E dopo questa mi hanno licenziato. Auguri a tutti, grazie. Per quello sta arrivando la temporata. Grazie. Perché a me uno le dica sempre, come cantiamo? La temporata è quella. No, però carinale. Non si accettano bis. Che ore sono? Ma non posso, cioè io a questo punto non posso fare. Stanno finendo, ho 20-25 schede. Ci mettono mamma mia, un sacco di tempo. Io ho preparato il foglio per andare avanti noi quelli ordinamenti, però se mi metto lì a tirare le schede, penso che alla fine poi ci mettiamo tutto, perché loro poi hanno un dato, devono sommare questo dato, e quello che sto lavorando al computer Ma dite poi questo computer, ma dite in questo computer, si faceva molto prima sempre. Ma molto. c'erano le persone a dare. Va, noi abbiamo fatto così. Io vi dovrò lasciare senza conoscere i risultati, mi dispiace. Faremo. Cagliari si gioca stasera alle 9, no? No, ma a me non me ne importa nulla, io ho il treno qui Cagliari. No, era perché se c'era la partita Vi saluto, vi lascio, mi raccomando. Ciao. Poi speriamo di vederci a Parma, dai. Ciao Serafino. Mi raccomando, non ti distrarre troppo adesso. Ogni tanto. adesso vado in viaggio. Ci vediamo. Magari se avete la cortesia, visto che siamo in treno, di mandarmi un WhatsApp o qualcosa. Certo, tutto il vagone Assolutamente urlerà. sì, Forse. assolutamente sì. Forse. O per un motivo o per un altro si urlerà, dai, sì, diciamo così. Ciao. Dai, ciao. Saluto l'aula, va. Facciamo l'ultima pagliacciata, facciamo. Scusate un attimo, semplicemente per salutarvi e per ringraziarvi. E per quanto mi riguarda è stato un onore stare a questo tavolo, in rappresentanza della fase, in rappresentanza di tutti i circoli, in rappresentanza di tutti i sardi. Sono veramente felice e orgoglioso, aspettate con serenità i risultati, perché sicuramente saranno elette delle persone valide. Per cui ci vediamo presto per lavorare tutti assieme, tutti uniti. Grazie.
c'è lo spoglio ancora da capire chi uscirà, poi c'è da aspettare chi sarà il presidente e si sta svuotando. Allora, scusate, Dateci questa notizia per cortesia, grazie. scusate, no, allora, ci stanno chiedendo come mai sono in ritardo i lavori. Allora, sì, no, avete ragione, si pensava, intanto avremmo dovuto veramente col senno di poi, non, perlomeno alcuni, non andare a mangiare e iniziare lo spoglio subito, immediatamente. Però praticamente stanno riportando tutti i dati inserendoli nel computer, questo crea delle lungaggini, però guardate che hanno finito, ci sono una ventina di schede ancora ci dicono, da scrutinare, quindi sarà veramente una questione massimo, credo proprio di un quarto d'ora, 20 minuti. Possiamo dare i revisori? No, allora, parli di Mereu? Il collega che era qua se n'è andato pure lui, ci ha salutato. No? Sì, ci ha salutato perché lui c'è il treno. E noi abbiamo la macchina, lontano più tardi. No, giustamente Lo so. Tutti qua bisogna rispettare anche chi arriva da lontano, da Roma. Lo so, ascolta, però a questo punto cosa dobbiamo fare secondo te? repetiamo i risultati che Allora, facciamo una cosa, chiedo al Presidente dell'Assemblea di dare almeno i risultati di quelle che abbiamo, perché secondo me il collegio dei probiviri e dei revisori è già stato fatto. Noi aspettiamo, l'importante è che ci vengano date le informazioni, perché non sappiamo niente. Sì, allora faccio una cosa, guarda, vado io adesso a chiedere a che punto sono e ve lo ridico. Tonino, Bastianino, Mattia, venite un attimo. Venite un attimo. Il problema è che se vanno via l'elezione del Presidente, allora, ripetiamo la formula dell'elezione del Presidente. Nel direttivo bisogna dire che perlomeno i presidenti possibilmente devono fermarsi perché devono votare il nuovo presidente. È semplicissimo, il problema è avere il risultato. Consultati 7 lei, che sono tanto la scelta tra i 7 lei, poi si può chiamare Ratificare la proposta fatta dall'esecutivo. Aspetta che ve lo sto dicendo verbale, libro. Allora, Consiglio direttivo nazionale della FAI, il Presidente della Commissione elettorale, la lettura dei verbali segnali, circa la meccanica della procedura e dei nuovi organi statutari, circa il numero dei voti attribuiti, dato a termine della lettura dei verbali con i risultati dei voti. Allora, ci sono i candidati, il Presidente, il Presidente del Congresso, Matteo, del Consiglio, ce l'avete il regolamento adesso lo procuriamo noi con allora, il Presidente del Congresso invita il Consiglio direttivo nazionale della FAI, composto dai soli presidenti dei circoli presenti e i loro delegati, a votare per eleggere il Presidente della Federazione tra i membri eletti del Comitato Esecutivo. Viene proposto il nome di Serafina Nascia con votazione per alzata di mano. Il Consiglio direttivo approva la proposta fatta con 2 astensioni. Il Presidente del Congresso dichiara eletta Serafina Nascia e accetta l'incarico.
Antonello, tu che hai esperienza. Dalla tua adesso la Beh, adesso il presidente. Scusami. I tre pensionati vecchi con le crocette in 2 ore ci hanno dato i risultati. Sì, Questi sì, perché sì. lo devono scrivere al computer. Sì, 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 è vero. Si è sentita? Scusate, vi porto al corrente a che punto sono, no? Non è successo niente di strano. Sta di fatto che la Commissione sta lavorando ha usato una metodologia che senz'altro ha portato più tempo. Prima di finire di mangiare siamo venuti su e gli abbiamo dato una mano e abbiamo fatto le commissioni, però loro hanno iniziato con l'esecutivo e stanno per finire, adesso mancheranno 10-12 schede. Però stanno andando avanti, cioè non possiamo andare lì a rivoluzionare qualcosa che ormai è addirittura d'arrivo, anche se i tempi sono stati fuori dal comune. Io posso anche comunicarvi a questo punto i collegi, il risultato dei collegi posso comunicarveli. Sì. Allora, parlo del collegio dei probiviri. Casu, Giomaria 121 voti, Macioni Titina 70, Marittu Giovanni Paolo 56, Moritto, scusate, Pancieri Marinella 109 voti, Pizzalis Giulio Cesare 65, questo sono il collegio dei probiviri. Sono 2 o 3. Quindi risultano eletti Casu Giommaria, Pancieri Marinella e Macioni Titina. Sì, c'è, ma è quarto. Passo ai voti ricevuti dai candidati nel collegio dei revisori dei conti. Cadoni Fabio 18, Cervo Giovanni 142, Passerò Salvatore 103, Tanda Maria Elena 92, Zucca Luciano 98. Pertanto i primi 3 sono Cervo Giovanni con 142, Passerò Salvatore con 103 e Zucca Luciano con 98 voti. Grazie. Adesso c'è la componente anche della presidenza, dell'ufficio di presidenza, che appena mettono l'ultimo numero corre qui con i risultati. Poi la commissione elettorale, se ha bisogno di fare ulteriori controlli, li farà, ma stiamo cercando dall'esterno quello che è possibile fare, lo abbiamo fatto. Per 6 voti, 92-98. Per favore, i nuovi eletti si facciano vedere. Vengano qua davanti. Beh, lui lo conosciamo. Allora, degli probiviri Gianni Casu, Pancieri Marinella. Macioni è già partita, si dispiace. Giovanni Cervo, Passerò Salvatore e Zucca Luciano. Potete accomodarvi voi dei...
Quindi, ripeto, il collegio dei revisori, 142 voti, Cervo Giovanni, che è qui. Sì, però io volevo annunciare che la rinuncia In diretta questa notizia. Com'è? La volontà di Giovanni Cervo ha detto che si ritira e quindi al suo posto entrerà la signora Tanda Maria Elena, se accetta. Maria Elena, sei qui? Va bene. Quindi i 3 che faranno parte del collegio dei revisori saranno, parlatele prima, Passerò Salvatore, Tanda Maria Elena e Zucca Luciano. Ciao, stai bene, buon viaggio. '98. Anche perché ci vuole la presenza femminile. Cioè, questa cosa non ce ne stiamo. Non possiamo maneggiare però una volta votata sta roba qui. Dovevamo fare un ragionamento in tempo utile. Cioè, sono venuto su, abbiamo iniziato i collegi, li abbiamo finiti, loro sono partiti dall'esecutivo, sono partiti dall'esecutivo e loro non hanno ancora finito. Verbale. Adesso sei già te. Sediti qua. Sei già chi farà il vicepresidente. Come? Hai parlato con Silvio Stamino, chi farà il vicepresidente? Saranno vicepresidenti? Sì. Avete parlato? Sì. Luciano Sì? Non me lo ricordo. Ho visto questi 3 che sono davanti sono Secchi, Lilio e Bastianino, 3. Poi dietro un pochettino, anche perché ho cercato di interferire il meno possibile. No. Ascolta, non so, io faccio il discorso io. Sì, dai. Dell'esecutivo, io ho Bastianino, Chiana, Pisano, Secchi, Panari, Gemma e Lilio. Sedda? Sedda, Luciana Sedda. Sedda, con la S. Paola Pisano. Quanti te ne mancano? Ah, e Mara Brunetti. No, 10 devono essere. E Pisano Paola c'è? Sì, nel nostro gruppo. Bastianino, Chiana, Pisano, Secchi, Panari, Gemma, Lilio, Sedda e Brunetti. Oh cazzo. Ah, eccole qua. Tiana, Sedda, Secchi, Pugedo, Irio. Mi manca, non ce l'ho Pugedo, Irio.
Allora, ormai staranno arrivando i risultati. Meno male. Presidente, sabemus, vai. Allora, sono giunti i risultati degli eletti nell'esecutivo. Fate un po' silenzio, ve li comunico. Allora, come sono esposti nella scheda e poi ve li do anche in base ai risultati. Gemma Maria Zuni 80 preferenze, Brunetti Mara 60, Fanari Maurizio 22, Liliu Mattia 106, Mossa Bastianino 185, Pisano Paola 94, Pugedo Irio 64, Secchi Maurizio 116, Seda Luciana 110, Tiana Giuseppe 99. Quindi adesso spero di non sbagliare. Un attimo. Un attimo. Chi ha il computer qui e i telefonini? Il voto più alto. Invita anche a presentarsi, naturalmente. Dai pure un'occhiata. 7, Primo, secondo, 7, quarto 106, quinto 99, sesto 94, settimo 60, no, aspetta, no, non è sbagliato, aspetta. allora 1 185, 2 116, 310 questo è 3 110, 4 106, 5, 99, 6, 80. Ma c'è il 94. 94, giusto, 7, 80, sotto l'80, 8, 64, 60 e 22, dai. Ah no, ne manca uno. scusa, infatti, Ne manca uno. scusa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, scusa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devono essere. 10, sono 10 infatti. Sì, ma Scusa, siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. quindi questo è 9 E quello è 10, 22. e 10. Oh, Quindi ve li rilego in numero progressivo. dall'ultimo o dal primo? Dal primo. Al primo. Il primo 185 voti è Mossa Bastianino.
Il secondo con 116 voti è Secchi Maurizio. La terza con 110 voti è Sedda Luciana. Il quarto con 106 voti è Mattia Lilio. Il quinto con 99 voti è Tiana Giuseppe. La sesta con 94 voti è Pisano Paolina. La settima con 80 voti è Azzuni Maria Gemma. Questi sono quelli che entreranno nell'esecutivo, dico bene? Sì. I primi 7. Supplenti, Pugedo Ilio, 64 voti. Un attimo. La nona con 60 voti è Brunetti Mara. E il decimo con 22 voti è Fanari Maurizio, che rinnoviamo gli auguri di buona guarigione. A questo punto procedete. Allora, vai. Adesso Si devono riunire e comunicare. vi riunite. Sì, 5 minuti, andate lì dietro. Andate. Allora, invita l'esecutivo a riunirsi. L'esecutivo, appena eletto, si riunisca. Seguite. Cariche sociali. No, dovrebbe essere qua. Eccola Luciana. Luciana Sedda, non chiacchierare, venire qui. Luciana, per favore, sta riunendo il nuovo esecutivo. Vado anch'io, anche tu. Prego, invitiamo anche il presidente onorario e il presidente uscente ad accompagnare il nuovo esecutivo. Accompagnate, Tony. Sì. Allora, se tutto l'esecutivo nuovo eletto si deve riunire urgentemente, perché poi ci sarà la proclamazione del presidente fra 5 minuti. Brunetti Maria, l'hai vista? C'è? Brunetti Mara, è qui? Vai, Brunetti Mara, devi andare là alla riunione. I coordinatori dei giovani e il coordinatore delle donne e i 4 coordinatori delle circoscrizioni, urgentemente. Prima vi presentate, prima partiamo e ce ne andiamo via. Come ti chiami? No, te sei fuori dall'esecutivo, sì, sei nel supplente, sì. Perché poi Sei supplente. No, vanno gli effettivi, i primi 7. Che se per caso qualcuno si dimette, te dovresti subentrare. Chi, Carlo? Va bene.
Sì. Sì, anche le Eh sì, loro sono nell'esecutivo, I coordinatori fanno parte dell'esecutivo. Sì, le hanno chiamate adesso. No. Partecipano i nazionali, le donne nazionali e giovani del nazionale, i 4 coordinatori e i 7 eletti adesso. Ok, è chiaro? Sono 13, devono essere. Perché? Che adesso tanto si mettono in fila per la foto nuova, che così ce l'abbiamo in anteprima. Dell'esecutivo nazionale, sì. Proclamano il presidente e adesso sì, che così si può fare la foto. Che bello, me la faccio anch'io per ricordo la foto con i nuovi direzioni. La responsabile nazionale, la coordinatrice nazionale, solo quella. Che è fuori, che è già fatto. Ciao, molto Ciao. piacere. Assolutamente. Ciao. Buon viaggio, a presto. De numeri, Michele. Ciao Michele, ciao. Ascolta. Ancora? Perché? Che mi hanno Fammi vedere. raccomandato di dirti che mio marito è tutto. Cosa c'è confusione? Qual è la confusione? Praticamente il cognato di tuo padre, Sì, mio zio, una persona eccezionale, tutto maiuscolo, Kimbatorci. sì, è quello delle segnate le chiostile. Kimbatorci, perfetto. Bene, Ok. bel ricordo, grazie. Quindi sei proprio da razza perfetta. Ok, ciao Grazie, Michele, ciao. ciao. Aspetta, ma i provvedere con i revisori li hai letto, no? Sì, no, quella è l'origine, quella che ho fatto io. Devono fare loro. Ok. Loro stanno verbalizzando, adesso stanno facendo tutti i documenti. E gli dai quello, loro qui devono firmare tutto. No, loro devono firmare, non sai. Una volta me li portate al presidente di assemblea. Stanno facendo i verbali loro. Staranno facendo presso la testa. No, scusati, cioè che in questa operazione sul computer è un casino, perché praticamente loro che cosa hanno fatto? Col computer dicevano se poi a me a passare discorrere tutto il computer che non la finiva più, faceva uno. Allora, adesso se c'hai il programmino quelli bravi, sì, ma non è quello, però è fatto da dilettante. Se lo fai uno serio, a fianco dei nomi, fai uno e non si vede, fai sempre lì l'uno e ti fa totale. Ma però devi andare al nome tu. Vai al nome e basta. No, ma per lì ci vorranno 3 ore per andare al nome. Ma se i nomi in questo Intanto caso che tu col facevi programmino adeguato, i nomi sono tutti attaccati e c'hai una casella sola, devi cliccare sempre lì e ti dai il totale. Te clicchi uno, se è 80 ti dà in automatico 81. E poi magari se fai S col computer ti viene subito il nome e ci metti uno subito senza andare a scorrere Anche, qualcosa. però se sono 10 nomi attaccati ce li hai comunque tutti lì Ma quando ce li hai lì, se tu per esempio clicchi, che ne so, mossa,
ti porta subito sulla... prossimo congresso ci saranno le tecnologie che porteranno, che abiliteranno i giovani. Abemus? Abemus però salite sul palco adesso. Adesso salite sul palco. Il nuovo presidente, se l'avete, o lo proponiamo, Proponiamo. Serafina. Allora, un secondo solo. È aperto, era già aperto, diciamo, continua il Consiglio nazionale che adesso andrà alle votazioni per le nuove... Il Consiglio nazionale però devono votare solo i presidenti dei circoli, non i delegati. Allora, tutti qua ragazzi, mi tocca ancora fare la capo. Assolutamente, certo. Allora, un microfono, quella funziona. Aspetta, faccio... Ok. Ecco. Allora, come presidente uscente ho l'onore di proporre come presidente, nuovo presidente, d'accordo con gli eletti, Bastianino Mossa. A cui avete dato la massima fiducia, e questo lo ritengo un bellissimo risultato per il lavoro fatto con il comitato, con il Consiglio uscente, di cui Bastianino è stato una colonna portante, come tutti quelli che avete confermato. Bastianino adesso deve proporre i suoi più stretti collaboratori. Presidente, mettiti anche tu. Sui giornali non mandatele? Ma io sono vicepresidente dell'Assemblea. Questa col giornale non mandate. Ok. Bene. Bastianino. Quindi vado qua? Vado su? Questa è la condanna di Cortina. Io appartengo a quella categoria di sardi, né troppo basso né troppo alto. Quindi, niente, per rispettare appunto la prassi, ho pensato di nominare come vicepresidente vicario Luciana Sedda. E vicepresidente Mattia Lilliu. Naturalmente. Scusate, c'è una prassi da seguire, che comunque dopo che è stato presentato il presidente
il nuovo presidente della Fasi va messo in votazione, sia lui anche i 2 vicepresidenti, no? Certo, le nomine che abbiamo detto Le nomine vanno messe ai voti. Pertanto presidenti dei circoli. mettiamo ai voti il presidente Bastianino Mossa. Chi è d'accordo alzi come presidente. Giù. Vicepresidente Mattia Lilio. Vicepresidente. Un astenuto. Vicaria e Luciana. Vicevicario, Luciana, donna. Allora, vicario, vicepresidente vicario Luciana Sedda. Una donna, 2 mani. Ok, giù. C'è qualcuno contrario che lo buttiamo nel pozzo? E l'altro vicepresidente è Mattia Lilio. Bravo. Quindi a questo punto il Consiglio nazionale è chiuso e anche il Congresso. Deo gracias. No, scusate, dopo l'introduzione. Quelli ci sono. Ma va. E non me l'hanno detto, io non posso comunicare. Scusate un attimo, non è stato detto. Cioè, scusa un attimo Maurizio, perché qui mi dicono delle cose. Devo comunicare anche. Bene, intanto Un orario sempre quello, il Presidente? posso... No, non cambia niente. No. Bene, come le prime parole da Presidente della Federazione, innanzitutto vi ringrazio per la pazienza e anche e soprattutto alla Commissione elettorale per il lavoro svolto e per averci dato appunto i dati. Io prima volevo lasciare per ultimo il ringraziamento particolare, ma intanto ringrazio voi tutti per la fiducia, e tanta, no? Come fiducia. E soprattutto vi ringrazio anche, non voglio soffermarmi sulle parole che sono state tutte dette, no? Del programma, di tutte le nostre idee, di tutti i dibattiti, ma soprattutto voglio ringraziare innanzitutto le persone che accompagneranno in questo periodo e nei prossimi anni il nostro lavoro. Quindi innanzitutto dagli amici che erano già presenti nell'esecutivo passato, da Maurizio, Mattia, Gemma, Rita, e poi confido tantissimo, molto in chi è entrato adesso nell'esecutivo, no? a partire da Luciana, a partire da Giuseppe e tutti quanti e tutti gli altri. Io non mi voglio dilungare, solo ringraziare tutti quelli che mi hanno preceduto, a iniziare da Filippo Soggiu che non è presente. E solo essere accostato a questo nome qui, per me insomma, mi dà una certa, molta soddisfazione, ma anche molto senso di responsabilità. Da Tonino Mulas, io penso che molti dei ragionamenti che sono stati fatti qui con i nostri ospiti nascono da chi ha una visione lunga, no? Da chi vede il futuro, no? E tutte queste e quello che abbiamo messo in discussione penso che nascano dalla sua passione, dalla sua visione. E poi non ultima, ma penso che voglio ringraziare colei che è stata proprio anche diciamo la mamma, no, di tutti noi, e che è stata veramente, ha incarnato la Fasi nelle battaglie, ma non perché è una donna, ma forse anche perché magari a me mi ricorda scusate l'emozione, ma mi ricorda un'altra donna, no, che all'inizio di quest'anno ci ha lasciato, che era mia mamma. E quindi ti ringrazio Serafina, ma poi è sempre
tenendo conto di tutte le raccomandazioni che ci siamo dati, no? Allora lei mi diceva sempre faghe di guerrar bene in tuttue, no? E questo penso che sia poi l'obiettivo nostro, no? Di farci voler bene fra di noi, no? Che vuol dire se qualcuno ti vuole bene, non ti vuole bene per interessi, ma soprattutto perché evidentemente ci comportiamo bene. E in questo congresso penso che l'abbiamo dimostrato a noi stessi, l'abbiamo dimostrato a chi è venuto alla Sardegna, alle istituzioni, no? E soprattutto penso che dobbiamo poi tantissimo alle donne, ai ragazzi che si siedono sempre in fondo ma che sono i primi, che sono la nostra forza, il nostro presente e il nostro futuro. Io non vi dico nient'altro, ho accettato anche quando mi è stata proposta questa possibilità anche di intraprendere un discorso nella federazione, ma in una federazione che, come ci siamo detti, deve cambiare dal punto di vista organizzativo, deve cambiare dal punto di vista normativo, deve cambiare dal punto di vista nei rapporti con la regione, con la nostra istituzione di riferimento. E penso che tutto il dibattito che è stato qui ci darà anche a breve, speriamo, anche magari un passaggio che sarà importantissimo per noi, anche dal punto di vista della famosa legge che ci interessa, e quindi voglio andare proprio sulle cose concrete. Una roba importante è che sicuramente ci sarà da lavorare sul territorio, in periferia tantissimo, come ci abbiamo detto abbiamo alcune esigenze, alcune criticità che dobbiamo risolvere, ce la facciamo solo se lo facciamo tutti assieme, tutti i presidenti, dal primo all'ultimo, fino all'ultimo socio, all'ultimo iscritto. E a questo punto vi dico solo Forza Baris. A questo punto il congresso si chiude. Un augurio di buon viaggio a tutti e arrivederci a presto. Guarda.